A migliaia sono saliti a Cima Grappa domenica per la tradizionale cerimonia di inizio agosto per il pellegrinaggio delle genti venete sul Monte Sacro alla Patria. Un evento che unisce commemorazione dei caduti nel carnaio della Guerra Granda, il ricordo della consacrazione della Madonnina che da più di 100 anni rivolge il suo sguardo benevolo sul Veneto e quello dei partigiani rastrellati durante la Seconda Guerra Mondiale. Un giorno di pace in un periodo storico che sempre più spesso parla di guerra. A presiedere la Santa Messa il cardinale Fabio Baggio in veste di sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Alla cerimonia ha partecipato anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, che da quel luogo di pace ha parlato della difficile situazione internazionale e dei venti di guerra che soffiano impetuosi sul mondo. La sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, ha sottolineato l'edizione giubilare del 2025, collegandosi ai festeggiamenti per il giubileo, e ha ribadito le molteplici valenze dell'evento laico, religioso, di memoria. Per la prima cittadina il Grappa è un laboratorio di convivenza e biodiversità e la moltitudine di associazioni, bandiere, gagliardetti, colori e volti ha confermato questo potere della montagna sacra. Tra i momenti più intensi della cerimonia anche l'intervento della delegazione austriaca che ha voluto ribadire il valore della memoria come strumento di riconciliazione e costruzione di pace. A leggere il messaggio ufficiale è stato Linus Seidel, presidente della Federazione dei Veterani del Salisburghese, che ha ribadito che i caduti del Grappa continuano a parlarci, ammonendoci perché la memoria non si spenga e la pace non venga mai data per scontata.